Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, stasera, niente, volevo fare un annuncio, qualcuno di voi sicuramente se ne è accorto se mi segue su Facebook. In pratica volevo annunciare che ho il mio canale ufficiale su Telegram, al che già sento cori di e chi se ne frega, e avete ragione. Allora, questo è l'indirizzo, non so se lo vedete bene o se è al contrario, forse è al contrario, dovrei girarlo così forse per farvelo leggere bene. Eh, Gigio Pizza su Telegram, quindi mi trovate su Telegram, basta che aprite Telegram, cercate lì dove c'è la lentina di ingrandimento e scrivete Gigio Pizza, oppure cliccate al link che trovate qui sotto eh, nel video, vedete? Sta proprio qua sotto, t.me slash Gigio Pizza, in realtà sarebbe t.me slash Gigio Pizza. Ciao Peppe, e un grazie soprattutto a Peppe che mi ha suggerito questa cosa. Mi dice perché non provi a fare una comunità su Telegram e quindi l'ho fatto. Che cosa troverete su Telegram che non trovate su Facebook e su Instagram? Allora, su Telegram provo ad essere un po' più me stesso perché comunque alla fine della fiera che faccio? Faccio dei post su Telegram, scusatemi, su Instagram, non li faccio molto. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Salvatore! Ciao Marcelo, Alessandro, ciao. In realtà faccio dei post su Instagram. Hi Mike. E- Però diciamo non sono molto costante. Invece Telegram, poiché lo utilizzo per altre cose, insomma, per messaggiare, mi sa che diventa più immediato. Ciao Simple Kitchen. E quindi niente, vi consiglio di seguirmi lì anche perché non posterò soltanto link ai video, magari anche dei file audio, delle pilloline, insomma mi seguirete più da vicino e quindi magari scoprirete le pizze che fanno qui in Irlanda, vi manderò un po' di foto, le pizze surgelate, insomma eh, riusciremo ad essere più vicini, sicuramente più vicini che con Facebook o con Instagram. Ehm, allora, per gli amici che non parlano italiano, faccio un breve riassunto. Hi guys, and welcome back to my channel. The reason of this live is to announce that from today I have my Telegram channel. Okay, who cares? This is next question, and I have an answer for that. The reason of this is to have say a tighter relationship with you guys, as I'm gonna post, I'm going to share more from my life, you know, my pizza life, of course. Pizza is in Ireland, so it's not a carbon copy of Instagram or Facebook. Ok, torniamo all'italiano. Ciao Massimiliano, quando ci vedere un impasto napoletana con la tua nuova Kenwood. Ciao Orleo, ciao Antonio, ciao Ukme, ciao Gianluca Maniscalco, ciao Stefano, ok, giù c'è ancora qualcun altro. Ciao Luigi, come si accede? Allora, se avete Instagram, Instagram in pratica, che cos'è Instagram? C'è Instagram, ragazzi, stasera sono fuso, volevo dire Telegram, come si accede a Telegram? Telegram in altre parole, non è altro che, sono fuso, non è altro che insomma, un clone di WhatsApp. Un clone sicuramente più sicuro. Non potete fare telefonate, ma potete mandare messaggi audio. Ed è molto carino perché in realtà rispetto a WhatsApp trovate dei gruppi, che ne so, gruppi per avere sconti, robe di questo genere, o gruppi magari di YouTuber e così via. E quindi ho creato in pratica un gruppo, vi potete iscrivere, sarà come telefonarmi in pratica. In realtà ni, perché diciamo io posso commentare delle cose e poi le potete condividere, eccetera, eccetera. Quindi basta scaricarlo se avete l'iPhone dall'App Store oppure se avete Android dal Google Play. È gratis ovviamente. E mi cercate. Allora, questo è, non so se lo vedete al contrario, io non mi rendo conto. Lo leggete dritto o lo leggete al contrario? Ciao Danilo. Mi confermate se leggete bene questo? Perché io lo vedo al contrario. Allora, in ogni caso, mi trovate su Telegram come Gigio Pizza, è il mio nome, oppure se cliccate al link che trovate qui in basso, lo vedete, sta proprio qua, eh, si legge bene, e cliccate, se avete Telegram installato anche sul vostro computer o
dritto, grazie, oppure al cellulare, cliccate e niente, vi ritroverete di nuovo nel mio canale. Ehm, allora ragazzi, spazio qualche minuto per rispondere alle vostre domande. Scusate, sono fusissimo, non è tardi, sono le 8:20, però dopo una giornata mi scoppia la testa. No, non mi scoppia, però non capisco più niente. A parlare tutta una giornata in inglese, poi dopo devi tornare a parlare in italiano, è un po' un casino. Pizza in teglia fai un video. Forse me l'avevi già detto, non mi ricordo. Sì, ragazzi, dai, vi prometto che farò un video di una pizza in teglia. Vorrei partire per gli amici che mi seguono dalla Puglia con una bella focaccia pugliese. Quelle tonde, quelle con in pratica con i pomodori schiacciati sopra. Poi potrei fare, dopo questa focaccia pugliese, magari potrei fare la pizza tipo Spontini, che è quella comunque a origini pugliesi. E poi non so cos'altro, magari anche i panzerotti. Oggi pizza con il cannello, magari ragazzi, oggi dieta, dieta nera, non c'è sta nessuna pizza oggi. Ma a voi qual è la pizza che vi piace di più con le cotture strane? Metodo combo, cannello oppure pistola, quella, la pistola quella lì con l'aria calda? La cilentana in teglia, ne ho sentito parlare ma non l'ho mai mangiata. La focaccia. La focaccia pugliese in realtà non è difficile. La lievitazione è più breve rispetto a una napoletana tipo da 24 ore. Si può fare tranquillamente in 6 ore. No, cos'è no? Ho detto di male. Cosa ho detto di male? Ragazzi, ribadiamo per chi mi segue, magari mettete anche qualche bel like, così sapete che mi fa sempre piacere. Pizza napoletana 72 ore di lievitazione. No, non l'ho fatta, ma in realtà sono arrivato. Gigio Pizza. Gigio Pizza. Sono arrivato a 100, mi pare 130, no, 130 o 160. Una settimana ho fatto di lievitazione, ma non l'ho mai documentata. 72 ore è interessante, però ovviamente va fatto in frigorifero perché è un po' difficile che regga una lievitazione così lunga. Forno F1, non ho provato l'F1, ho provato l'altro, quello più grande, il P160, può essere, l'ho provato quest'estate, ma non mi sono trovato bene, ma parlando un po' con persone che l'hanno utilizzato, a quanto pare non sono stato bravo nel preriscaldarlo, non dovevo fidarmi della lucina, della resistenza, insomma non era un forno modificato, l'ho utilizzato come pensavo andasse utilizzato, poi non avevo la pistola per misurare la temperatura, quindi trovate una pizza, l'ho fatta una foto di quest'estate su Instagram, magari ve la posto su Telegram, se mi seguite su Telegram, Telegram Gigio Pizza, io dopo controllo se vi siete aggiunti, ve la mando così ve la faccio vedere, non sono molto contento, però so che comunque il forno, il P134 è davvero un ottimo forno, soprattutto se lo utilizzate da intero, insomma, è un forno da cucina, mentre i forni, quelli che vedete nei miei video, contrariamente a ciò che vedete nei miei video, non possono essere utilizzati in cucina. Combo padella grill è la prima che ti ho visto fare, non si scorda mai. P150, bravo Alessandro, bravissimo. Ragazzi, siete in 15 e 7 like, non voglio dire niente, non dico niente, 14, addirittura ve ne state andando, sono così noioso, però sempre 7 like, forza, su, 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 su. Allora ragazzi, avete delle domande? Forza, dai, approfittate, facciamo altri 5 minuti di diretta e rispondo a qualche vostra domanda. Vedete, mi si è anche sciolta la lingua rispetto a prima che riuscivo a parlare, confondevo Instagram con Telegram, insomma, un delirio. Siete in 12 a dirvi, siete andati, vabbè, mo chiudo tutto, mo chiudo tutto. Allora, che vi posso dire? Sto lavorando, ecco, sto lavorando al video, quello di Boston, della pizzeria più antica di Boston. Spero di riuscire a finirlo per l'inizio della settimana prossima, così vi faccio vedere questo mio reportage, che c'è una chicca, una chicca finale. Forse riesco a caricare il video dell'hot dog, della tipica hot doggeria americana. No, comunque davvero è stato un viaggio incredibile, un viaggio di lavoro, però le cose che si vedono in giro sono davvero assurde. Ehm, a livello di pizze, ve l'ho già detto, insomma, non vi aspettate la pizza napoletana, cioè c'è la pizza napoletana, però il mio intento non era andare a Boston e cercare la migliore pizza napoletana, sarebbe stato troppo scontato. Il mio intento era andare lì e
provare la migliore pizza di Boston secondo i canoni americani, secondo i canoni di Boston e vedere in realtà di cosa sapeva, insomma. Prova a fare la pizza carbonara. Ah, ok. A quando un tuo libro? Eh, Gaetano mi scrive e ha cancellato. Gaetano ha avuto vergogna. Nel frattempo, Gianluca Maniscalco. Vorrei comprare un fornetto Uni coda a gas. L'ho visto in opera un tuo video, me lo consigli? Guarda, costa poco, 269 euro. Ed è secondo me un ottimo forno per quello che costa. Mi sembra meno solido rispetto a un rock box, ma chi se ne frega, insomma, non è che ve lo dovete portare in giro, a meno che non vogliate aprire un business, tipo fare le pizze in strada. Se lo dovete usare in giardino va più che bene, insomma, e fate pratica. Poi dopo capirete, diciamo, come evolvervi dal punto di vista poi della cottura. Pizza con prefermento biga con cornicione super. E questa è una cosa interessante. Adesso che ho l'impastatrice buona, posso finalmente fare la biga perché come molti di voi sapranno, insomma, c'è bisogno dell'impastatrice per sciogliere per la biga, farla a mano è davvero un delirio, non è possibile. Vediamo. Ukme scrive: prova a fare un. Ah, un versus dei due forni, è vero, questo mi è rimasto un po' che devo farlo, devo fare assolutamente il confronto tra Unicoda e Rockbox, perché lì combattono ad armi pari. Insomma, lì in effetti è interessante vedere come reagiscono e sono uguali a livello di cottura, nel senso che va tolta la pizza, va girata, va rimessa dentro, quindi. E poi ma con ardore, anche se con ardore non c'è storia perché parliamo di un forno superiore, anche il prezzo è di una fascia superiore, però come molti sapranno il prezzo è purtroppo aumentato ultimamente, fino a poco tempo fa costava forse la metà. Vediamo, Danilo scrive: ho un po' di difficoltà rispetto a te nello stendere la pizza, la lavoro troppo in fase di impasto e probabilmente tra lo staglio e la stesura passa poco tempo. Prima di stenderla con il metodo dello schiaffo, eccetera, eccetera, hai provato il metodo della scodella capovolta? Trovi un video, è uno degli ultimi video di stesura che ho fatto, ehm, però credo che risalga l'anno scorso. In pratica utilizzi questo metodo, è semplicissimo, giri una scodella e in pratica stendi la pizza sulla scodella, un po' la devi stendere a mano e poi dopo la tiri lì sopra ed è metodo sicuro al 100%, riesci a stendere qualunque cosa. Gaetano Piacente mi scrive, adesso non ho più vergogna. Ciao Gigio, secondo te per una lievitazione 24 ore va bene per un chilo di farina 700 grammi di farina Caputo rossa e 300 di Manitoba? 24 ore rossa e Manitoba. No, rossa e Manitoba insieme. No, no, attenzione. No, no, 24 ore no. È troppo forte. Puoi usare in realtà 70% farina Caputo blu e 30% rossa o 70% blu e 30% Manitoba. Tu così in pratica ti stai mangiando glutine con il pomodoro sopra. 24 ore diventa davvero pesantissima da digerire, specie se hai difficoltà diciamo, in fase di digestione, ecco. Ora aspettiamo le magliette. Questa è un'altra cosa che però devo rifare il logo, insomma, devo rifare un po' di immagine. Danilo ci proverò, l'ho visti tutti, tranquillo. Stanford, ciao Gigio da Firenze. Ciao, che si dice lì a Firenze? Mi pare che abbiano aperto un Michele ultimamente a Firenze. Michele Condurro, Michele a Forcella, ha aperto una sede, mi pare pure a Firenze. Ne ha aperto una a Firenze, una a Bologna. Vabbè, a Milano ci sta già, a Roma c'è già. Mi chiede, ma su Telegram non possiamo rispondere a nessuno dei post? In realtà, questo sai che non lo so. Secondo me Peppe ci può rispondere. Peppe, c'è modo di rispondere ai post? Comunque mi potete anche contattare, insomma, tramite Telegram, è semplice perché comunque quello è il mio account. Quindi da lì mi contattate e vi rispondo come vi rispondo su Instagram. Com'è la pizza di Michele a Piazza del Mercato Centrale? Ce lo fai sapere per favore? Sono molto curioso perché dalle foto che Alessandro Condurro mostra sono bellissime, sono grandi, però ovviamente dalle foto è difficile valutare anche l'impasto, ecco. Peppe ci dice che non è possibile rispondere.
Però ragazzi, vi assicuro che sarà divertente perché comunque cercherò di postare proprio robe quotidiane, quindi magari messaggi audio, dei miei pensieri, fotografie sparse, quindi non necessariamente cose che trovate su Facebook oppure su Instagram. E poi in più riproporrò dei video vecchi che magari adesso sono persi lì su YouTube, ma in realtà sono, spero, sempre validi. Eh, Amedeo ci scrive: ciao da Genova, sono entrato da poco. Una domanda: la Caputo Blu va bene lo stesso 24 ore di levitazione prematuramente? No. Caputo Blu per 24 ore è troppo debole. Caputo Blu va bene fino a 16 ore, 17 ore, poi dipende dal caldo che fa in casa. Se fa molto caldo è peggio ancora, no? La blu è ottima per 8, 12 ore, 14 ore, un poco in più, ma non andrei mai oltre perché poi mentre la stendi si strappa. Va sempre mescolata con farine più forti, che può essere una farina Caputo rossa, una Manitoba, una qualunque farina molto forte con almeno 13 grammi di proteine, ma come avete visto al mio ultimo video, insomma le proteine da sole non dicono tantissimo, è un punto di riferimento non conoscendo la W, cioè la forza della farina. Grande fuori piatto, parlare della pizza di Michele, ma ho trovato un po' di differenze, non saprei dirti cosa, chissà, chissà. Beh, già rispetto a Michele a Forcella fa tanti gusti, quindi non serve soltanto marinare e margherita, ma fa anche pizza fritta, credo anche salsicce e friarielli se non erro, la vera salsiccia e friarielli, più altre. Già questa è una grande novità rispetto a quello originale. E chissà, io credo che gli ingredienti siano gli stessi, magari non lo so che cosa possa essere diverso. Boh, ci devo andare, insomma. Sono andato via da Milano, che aveva aperto da poco Sorbillo, e dopo che me ne sono andato ha aperto Starita. Non ho avuto mai modo di provarlo. Ho provato Sorbillo e non è come Sorbillo a Napoli. E anzi, avevo avuto problemi pure con la lievitazione. Insomma, era una pizza. Quel giorno lì è capitato, poi succede, un po' indigesta. Però gli ingredienti sopra erano top, davvero top. Vediamo se ci sono altre domande. Garth, sorry to be a pain, but are you ever going to do any of these live shows in English? I also speak some Spanish and Hindi. Oh, okay, Hindi. Let's go Hindi. No, I don't know any Hindi. Uh, you're right, but the majority of my followers are Italian speakers. So as soon as I start speaking English, they start mourning because they don't want me to speak English. So I was actually talking about my new Telegram channel, Gigio Pizza. It's both in English and Italian. So in this way, I'm going to make everyone happy, hopefully. And now I was talking about a famous pizza place that just opened in Florence. It's one of the probably the best places in Napoli called Michele a Forcella. I was commenting this actually. I wasn't really giving any important information. Stratford così come 50 km a Napoli e poi assaggiata a Londra. Londra, mi dispiace, signor Salvo, signor Ciro Salvo, ma non ho avuto la stessa sensazione della pizza di Napoli. Insomma, c'è un motivo, credo. A parte diciamo, quello che può essere l'impasto non si discute. La particolarità della pizza di 50 calò a Napoli, ma anche della pizza a San Giorgio dei Fratelli Salvo, sta nella scelta degli ingredienti, che sono di altissima qualità, sono davvero a chilometro zero, ma sono proprio fantastici. Questo discorso non è possibile farlo a Londra, perché come fai a fare il chilometro zero a Londra? A meno che, non so, non ci metti il cheddar e non metti il kale, che è quest'erba tipo, non so, insomma, definire tipo cavolfiore che cresce lì e cresce anche qui in Irlanda, la vedo difficile. Infatti avevo provato ad assaggiare una pizza col provolone del Monaco e niente di che. Cioè, nel senso che per essere una pizza a Londra è una signora pizza, però rispetto a Napoli è diverso ovviamente. Oppure la mozzarella di bufala, anche quella non era
sapeva tanto di mozzarella di bufala, ma c'è un motivo, mi hanno spiegato, poi non so, magari ci sono esperti tra voi, il motivo per il quale la mozzarella di bufala non è uguale all'estero è perché in pratica devono esportare mozzarella di bufala fatta con latte pastorizzato di bufala, mentre invece possono farlo con latte non pastorizzato in Italia. E quindi quello in Italia, soprattutto poi in Campania, chiaramente vita breve, perché non pastorizzato ovviamente a vita breve, mentre invece sono obbligati a farlo con quello pastorizzato, anche perché i tempi di trasporto, stoccaggio, eccetera, eccetera, sono più lunghi. E quindi pastorizzando il latte si perde parte del grasso che dà il sapore poi alla mozzarella di bufala. Magari sto dicendo una sciocchezza, non sono un esperto, è quello che mi hanno detto in un caseificio. Ehm, ok, quindi lievitazione migliore, quante ore? Ragazzi, ma in realtà dipende dai vostri gusti. Magari ci sono persone che non amano la pizza molto acida o leggermente acida e quindi a quel punto una lievitazione a 8 ore, 10 ore va più che bene. Se vi piace quel sapore leggermente acido, 24 ore. Se vi piace un sapore particolarmente acido, dalle 48 ore in su. Questo diciamo è il punto di riferimento. Quindi una pizza 8 ore, 10 ore, è una pizza molto neutra come impasto. Ed è la pizza che magari servono, che ne so, a Napoli, zona stazione centrale, che ne so, quella che sta a Porta Capuana, oppure la pizza di Mattozzi a Piazza Carità, perché è di Napoli, quel tipo di impasto. Come ti sembra la barilla tipo 0 Manitoba per 12 ore? Ragazzi, la Manitoba non la usate per fare lievitazioni così brevi, perché non la stenderete mai. Torna sempre indietro. La Manitoba ha bisogno di tanto tempo per rilassarsi, perché è ricca di glutenina e gliadina, quindi di conseguenza si sviluppa più glutine. Pepe in Grani, la migliore pizzeria della Campania. Io credo che sia la migliore pizzeria al mondo, eh. Ma non è che ho provato tutte le pizze al mondo, e non lo dico io, lo dicono fiori di classifiche fatte da esperti del settore, non necessariamente da giornalisti, ed è in assoluto per quello che propone un'esperienza fantastica. E poi chiaramente si tratta di gusti. Magari c'è chi non piace la pizza sbagliata, margherita sbagliata, insomma. Antonio, Stasio, ragazzi, facciamo ancora qualche minuto e poi chiudiamo. Gigio, ciao Gigio, quando la pizza esce marrone sotto vuol dire che il forno è sporco di farina. Marrone o bruciata? Cioè marrone che se poi spolveri va via oppure marrone che rimane attaccata? Perché se marrone marrone significa che la pietra era troppo calda e hai tolto la pizza poco prima che si carbonizzasse, perché in realtà sono varie fasi della la reazione di Maillard, può essere, e quando è marrone insomma è che manca proprio poco. Eh, ehm, nelle pizzerie intendo, vediamo, Antonio Stasio, mi sono perso, che mi chiedeva prima. Ok, no, me lo sono perso. Anyway, guys, English speakers, I promise one of the next live videos will be in English. I'm gonna make it clear with a big text, English only. Quindi la lievitazione migliore quante ore? Te l'ho detto. Ciao Gigio, ok, me l'ho detto. Pizzeria intendo. Volevo ringraziarti perché grazie alla tua recensione sono stato a Pepe in Grani, pizza afrodisiaca. Grande Pasquale, sono contento che ti sia piaciuta. C'è una grossa responsabilità, che non è che costa poco. Il sale è un cavolo nero toscano. Se ha le foglie strette, forse il kale è un cavolo nero toscano. Se ha le foglie strette e lunghe, se è riccio, è riccio, Carly Kale. Sì, qua insomma trovo solo questo e quindi mangio solo questo, soltanto che è durissimo da cuocere. Anzi, vi svelo un segreto. Se tornate indietro nei miei video, i video dell'inizio, quando avevo fatto una piccola serie, si chiamava Pizza Ricette, c'è la pizza, salsicce e friarielli che ho fatto lì, che in realtà anche là, non avendo i friarielli, ho usato il kale e quindi ho cotto il kale come friarielli, ma dal video non si capisce tanto, l'ho fatto apposta, diciamo, non farlo capire. E le salsicce erano in realtà salamelle. Ehm, Vediamo, non è detto che la pizza napoletana piaccia ovunque. Certo, purtroppo a Nord Italia la gente non apprezza la napoletana. Vabbè, non è vero, dipende, non si può generalizzare nemmeno questo. C'è chi piace e chi non piace. Eh,
poi loro erano magari abituati ad altri tipi di pizze che si erano imposte, magari la pizza dell'egiziana, c'è chi piace di più. E quando sono stato lì in pizzeria a Boston, la proprietaria, insomma, mi ha detto, io sono stato a Napoli l'anno scorso, ma la pizza non mi è piaciuta, mamma mia, ha fatto proprio così, era proprio molle, perché pure a Roma lo chiamano lo straccio bagnato. Una ricetta per l'impasto per fare una pizza tipo metro in teglia. Comunque sei bravissimo, grazie. Guardate, per la pizza a metro vi consiglio un'idratazione più bassa, perché c'è il rischio che si faccia una schifezza. Quindi un 60% o meno, 58-59, va benissimo, perché non deve essere come la pizza, quella diciamo la tonda, non deve essere così soffice, deve essere più dura. È tipo si avvicina più al pane che alla pizza classica napoletana. Sì, quindi 8 ore. Ciao Gigio, sei un grande, grazie. Nella provincia di Caserta dove abito io, hai provato Francesco Mattucci Masanielli? No, me l'hanno detto. E la prossima volta che scendo a Napoli vi faccio un giro anche dai Masanielli e farò un documentario anche lì dai Masanielli. Ciao Strafford, a presto. Oh, Carmelo da Firenze. Ciao Carmelo da Firenze, a prestissimo. Il sugo migliore invece. Ah, negli ingredienti campani c'è la diossina. Tu sei un troll, vi ho notato che mi stavi prendendo in giro pure negli altri video, 71PA. Sei un simpaticone, lo sai? Davide Paba, in Germania fanno pizze orribili, che ne pensi? Non lo so, non ho mai mangiato una pizza in Germania. Ognuno ha la pizza che merita. No, non lo so, ragazzi. Farina reale per 10 ore di lievitazione. Farine da supermercato, quelle a 10 grammi di proteine vanno più che bene. La farina che trovate normalmente, però non andate oltre le 10 ore. Ciao Gigio, sei molto bravo, grazie. Ciao Riccardo da Verona. Verona è bellissima. Ci sono stato l'ultima volta dicembre 2014, è un evento bellissimo, purtroppo l'ultimo, il concerto di Pino Daniele, il suo ultimo concerto all'Arena di Verona con l'orchestra, fu davvero bellissimo, bellissimo. E poi l'Arena di Verona ha un'atmosfera fantastica e lì ho visto anche un bellissimo concerto di Alicia Keys. È davvero è incredibile che si possa utilizzare un edificio d'epoca romana per fare concerti. Cioè, è incredibile che i romani abbiano costruito le cose e che ancora resistono. Certo, grazie, anche a te complimenti, 71PA. Sei un grande. Hai provato la pizza Delicious di Vincenzo Falcone a Cava dei Tirreni? No, manco a Cava da un ventennio. No, non ci sono mai stato. Sono di Caiazzo, ma ti consiglio anche Casa Vitiello. Ok, ok, mi segno tutte queste pizze, queste pizzerie. Ok, ragazzi, allora, se non ci sono più domande, vi saluterei, la lingua ormai è tutta impastata, e vi ricordo sempre di seguirmi su Telegram, quindi o su Telegram mi cercate come Gigio Pizza, oppure cliccate il link qua sotto, lo trovate proprio sta qua sotto, ragazzi, sotto al video, t.me Gigio Pizza, e dal cellulare in pratica, se avete già installato Telegram, potete quindi entrare nel gruppo, insomma, leggere un po' le cose che scrivo, vedere le foto, dei piccoli video, delle clippettine, qualche audio, eccetera, eccetera. Oh, non ti ho risposto. Che sugo? Sugo di cosa? Scusami, Silvia, scusami, mi sono perso la domanda. No, 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 non stacco fino a quando non mi riscrivi la domanda, per favore, ci rimango male. Ehm, che devo andare indietro, non lo so. Silvia Luna. Ah, per la pizza. Allora, che sugo uso per la pizza? Uso pomodori pelati. Uso pomodori pelati, nel mio caso compro dei pomodori sardi, si chiamano Antonella e sono dello stesso gruppo che si chiama Casar. Quindi Casar e Antonella sono in pratica gli stessi pomodori. Non compro la passata, la faccio io, la faccio con il passino e non uso il mini primer, altrimenti si distruggono anche i semi e diventa arancione e soprattutto si monta. Dai, guarda, io credo, e non me ne vogliano i miei conterranei, concittadini napoletani, ma sono i pomodori che preferisco, li preferisco al pomodoro, insomma, ai pomodori che si trovano in Campania, perché hanno una nota più dolce, a me piace un po' più, no, no, hanno una nota più dolce e non, invece quelli campani
comunque nascendo su suolo, diciamo, nascendo su, sto dicendo in inglese, su terreno vulcanico, chiaramente magari sono un po' più acidi, ecco. Comprali, sono buonissimi, cavoli. Io fortunatamente li ho trovati qua in Irlanda. Onestamente non credevo di trovarli più dopo aver lasciato Milano, invece sono riuscito a trovarli e sono contentissimo. Wow, sono davvero buoni. Se conosci qualcuno che ci lavora, fagli i complimenti da parte mia perché davvero sono dei grandi. Davvero per me è una gioia utilizzarli. Poi il modo in cui si mescolano con la mozzarella nel forno è un mix fantastico. Forza Sardegna. Qualcun altro mi aveva scritto e me lo sono perso nel frattempo. Allora Gigio domanda in base alla forza della farina, dipende dalla lievitazione o in base a quanto è lievito si usa? No, la lievitazione dipende da diversi fattori, dipende dalla quantità di lievito, dal tempo che si spende nella lievitazione e qualcuno mi ha detto di no, proprio un commento che ho ricevuto oggi, ma in realtà dipende in qualche modo anche dalla temperatura, perché pare che più alta sia la temperatura, più la lievitazione avviene in tempi brevi. Infatti c'è chi mette la pizza in pasta a lievitare nel forno con la lampadina accesa per ovviamente aumentare il calore, oppure ci sono le celle di lievitazione, quindi in realtà il calore influisce. Quindi sono questi i tre fattori che in pratica contribuiscono alla lievitazione, ma chiaramente senza lievito, che è come dire l'agente che fa partire il tutto, ovviamente non lievita niente. Oddio, spontaneamente sì, potrebbe anche succedere, è un po' come si fa il lievito, però c'è sempre bisogno di uno starter, può essere un qualcosa che ammuffisce, che non so, una frutta, eccetera, eccetera. Allora leggiamo sempre ancora qualche commento. Avevo detto che vi lasciavo, ma non ce la faccio, è più forte di me. Eh, Carmine Rescigno, questo cognome non mi è nuovo, forse sei un parente di una mia amica. Ciao Gigio, vorrei sapere se esiste un forno che dia gli stessi risultati dei forni Unicode e Rockbox e similari, ma da interno magari elettrico. Sì, si chiama F1 P134. Cerca e non costa tantissimo, costa credo meno di un Rockbox. Va preso con la pietra, col biscotto saputo, che resiste a temperature più alte, e hai una pizza praticamente come quella di un forno a gas. La pizza di Bonci, ragazzi, non l'ho mai provata, devo andare a Roma a provarla, non l'ho mai provata. Daniela Clemente, per gli amanti della tonda romana, la migliore in assoluto secondo me al ristorante Le Colombe a Nemi. Mm, mm, non l'ho provata. Carmine Rescigno compra l'F1, infatti. Quarto Sant'Elena, sì. Dai, allora li comprerò. Ciao King of the Atomic. Riccardo, anch'io sono intenzionato ad acquistare il forno. Me lo consigliate? Sì, ragazzi, da interno non c'è soluzione, è l'unico. Lo posso testimoniare, la lievitazione dipende dalla temperatura ambiente. Grande Peppe, Peppe ne sa qualcosa. Ehm, Pietro, non capisco come si decida se la lievitazione è da 12 o 24, per quello ti chiedevo. No, è una questione di gusti, devi provare e devi capire. Per esempio, a me piace 24 ore perché è un ottimo, secondo i miei gusti, ecco, in base anche alla temperatura della mia casa, è un impasto bilanciato, leggermente acidulo e soffice abbastanza. Poi chiaramente, diciamo, diventa più soffice in base anche all'idratazione, ovviamente. Niccolo Viviani scrive: Ciao Gigio, grazie per i tuoi consigli. Qualche ora fa ho rinfrescato un panetto avanzato all'ultima pizzata. Va bene se lo uso come una specie di pasta di riporto per sabato, o meglio buttarlo? Rinfrescato un panetto avanzato? No, no, usalo, però tienilo in frigo. E poi lo cacci dal frigo, che ne so, 3-4 ore prima di utilizzarlo. E da proprio conferisce un bel sapore, anche lì in quel caso un po' acidulo. La scorsa pizzata l'avevo fatta sabato scorso. Grande Gigione. Ciao Gigio, ti saluto. Anche mio figlio Pietro, di 4 anni, è un tuo fan. Grazie. Ciao Riccardo e Pietro. Ciao Pietro. Ciao Pietro. Eh, Vabbè ragazzi, allora, prima di salutarvi, di nuovo vi ricordo Gigio Pizza su Telegram e vi voglio vedere tutti su Telegram, mi raccomando. Dopo apro Telegram e faccio un post solo per voi, ok? Allora, Gigio Pizza, se mi cercate su Telegram, se non avete, ne volete cercarmi su Telegram così, cliccate qui sotto questo link, ma lo trovate anche qui sotto.
e dal cellulare, se avete Telegram, vi apre Telegram e vi aggiunge in automatico al gruppo. Stanotte ti ho sognato. Uè. Secondo te si può fare un lievito madre partendo da un panetto avanzato? Certo che si può fare, io così che ho fatto il mio. Il mio bimbo che ormai ha quasi 5 anni, l'ho fatto così. C'è un video, lo trovi sul mio canale, è di qualche mese fa, e spiego come partire proprio da un panetto avanzato. Poi tutti le diranno, è pasta di riporto? No, no, perché superato una certa fase, quando comincia a lievitare spontaneamente, semplicemente aggiungendo farina e acqua, in pratica è lievito perché raddoppia in 4 ore e perde poi tutti quegli elementi dell'impasto che possono essere l'olio se avete messo l'olio, il sale, eccetera, eccetera. Quindi il fornetto pizza è una bomba. Ok, dai ragazzi, vi saluto davvero, è arrivata l'ora, sono le 10 da voi, sono le 9 da me, si chiama Come fare il lievito madre, tipo in pochi minuti. Cerca su YouTube Gigio lievito madre e lo trovi sicuro. Qualunque impasto, qualunque tipo di pizza cercate sempre con Gigio, spazio e quello che cercate e mi trovate. Ok ragazzi e ragazze, allora vi saluto. Ciao Silvia, un saluto particolare a te, tutta la Sardegna, e grande Pomodoro Casar, Pomodoro Antonella. Non mi pagano, non ho nessun rapporto con loro, sono soltanto felice di utilizzarlo e felice di averlo trovato qua, che è davvero buono. Ehm, Grazie a tutti ragazzi, ricordate Telegram e ci vediamo alla prossima diretta. Ciao e alla prossima!